dal 73 ho iniziato questo lavoro con mia madre e dopo dall'80 ho preso la gestione io. Io lo amo perché io lo amo tantissimo il mio negozio, so che sto dando qualcosa anche agli altri, alla mia comunità. Cerchiamo di fare tutto, controlliamo tutto, dalla produzione all'acquisto delle farine. Io non pensavo, onestamente, che i giovani apprezzassero queste tipologie di pani. Con mia figlia Anna abbiamo deciso quest'anno, abbiamo aperto a febbraio, questo piccolo alimentari. Abbiamo deciso di metterci in gioco, di puntare tutto su noi stesse.